Il Polo Universitario di Agrigento dà inizio all'orientamento formativo nei licei e nelle scuole superiori della provincia, cominciando dal liceo classico Empedocle, con la presentazione di nuovi corsi insieme a quelli già presenti. Coinvolti all'incontro con gli alunni alcuni esponenti di ordini professionali, docenti universitari ed ex studenti dell'università, per raccontare della loro esperienza ad Agrigento e dell'Università degli Studi di Palermo in generale. I commercialisti che curano il nostro territorio capiscono anche e studiano e leggono che il nostro futuro è anche dal punto di vista economico l'avvento dell'università diciamo di Palermo, polo universitario di Agrigento, per aiutare a sviluppare il nostro territorio. Uscire a 18 anni per andare all'università significa uscire dalla famiglia e andare a abbandonare il nostro territorio che sta morendo e che invece abbiamo bisogno di tante braccia e gioventù. Cominciamo la nostra attività di orientamento al liceo classico Empedocle, con il quale ormai da tempo abbiamo un rapporto di collaborazione che si manifesta sia nelle giornate della Fondazione Empedocle sia in altre attività già poste in essere ed altre in corso di progettazione, anzi di avanzata fase di progettazione. Per il nuovo anno accademico abbiamo due novità importanti, perché oltre ai 3 corsi che abbiamo inaugurato con l'anno accademico in corso, quindi economia e amministrazione aziendale, scienze dell'educazione, servizio sociale, che è già presente ad Agrigento da diversi anni, la prima novità riguarda il cambiamento del corso di laurea in architettura da corso di laurea a numero programmato a numero libero. Questo corso di laurea si chiamerà Architettura e progetto non costruito e pensiamo che con questa modifica del passaggio dal numero chiuso al numero aperto favoriremo le aspettative degli studenti che hanno interesse per questo tipo di studi. Da ultimo, la novità più importante, il corso di laurea in lingue. Quindi diciamo un'offerta che si rinnova, un'offerta che si potenzia, un'offerta che testimonia ancora di più, qualora ce ne fosse bisogno, l'interesse dell'Università di Palermo verso il territorio di Agrigento e verso questo polo decentrato.